Con determina del dirigente numero 493 del 25 luglio veniva affidato il servizio di progettazione esecutiva direzione lavori all'ufficio dell'ingegner Danny Bettega, con termine della prestazione a 30 giorni della comunicazione. Il giorno 19 settembre il progettista consegnava il progetto esecutivo. Sabato 27 settembre veniva protocollato il parere del CONI. A seguito delle procedure di verifica, la giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo nella seduta di lunedì 29 settembre. Approvato il progetto, si procederà in modo speditivo agli affidamenti di lavori che dovrebbero durare all'incirca 50-60 giorni. Il progetto di 900.000 euro, progetto finanziato dai fondi comuni confinanti, e quindi va il ringraziamento alla provincia e soprattutto al presidente dei fondi comuni confinanti Dario Bon, consiste essenzialmente nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza, l'impianto di diffusione sonora ed EVAC, sistema di allarme di emergenza e di evacuazione, l'illuminazione dell'intera struttura, quindi campo sportivo, pista di atletica e tribuna centrale, e poi tutta una serie di opere edili che vanno a completare l'intervento per adeguare l'impianto alle normative della Lega. Oltre a questi interventi sono previsti anche degli interventi di manutenzione caldaia e sostituzione della stessa per i servizi della palazzina legata all'Ana Atletica Feltre. A questo vanno aggiunti altri interventi a carico della Dolomiti Bellunesi e quindi non rimborsate, che sono il noleggio di 2 tribune laterali alla tribuna centrale in tubi innocenti e poi la realizzazione, sempre a noleggio, di una sala GOS, che è la sala di gestione della sicurezza messa a disposizione della questura.